Proteste per il doppiatore ligure dai contenuti volgari. Buongiorno e benvenuti a Studio Aperto. Come avete sentito dal nostro sommario, è caos in Liguria a causa di alcuni video caricati in rete da Guido Gargioni, un doppiatore dello senese, della lingua ligure appunto, che sta dimostrando tutta la sua dote, ma soprattutto sta dimostrando di essere assolutamente volgare. Le persone lo stanno appunto dichiarando come una persona irriverente, ma soprattutto volgarissima, e infatti sono scoppiate subito le polemiche per tutto questo. Abbiamo in collegamento in diretta il nostro corrispondente Oshitu Ese. A te, Oshitu. Sì, grazie della linea. Siamo qui proprio in diretta per parlarvi di Guido Gargioni, questo doppiatore della lingua ligure che si sta facendo conoscere per i suoi video irriverenti e soprattutto per le sue volgarità contenute in essi. Siamo qui appunto su Cima Stronzi, luogo che sta ospitando appunto Guido Gargioni per questioni lavorative. Abbiamo provato a contattarlo, ma non siamo riusciti per adesso ad avere alcuna intervista rilasciata da lui. Andiamo subito allora a vedere il servizio preparato per noi da Socca Durgia. E ti piacciono i miei frigetti? Ti piacciono le mie decorazioni? Un albero chiede all'altro. È esordito così il doppiatore della Liguria Guido Gargioni, volgarissimo con i suoi video sul Natale, ma anche sulla frutta, arance e limoni che vengono poi tagliati a fette o frullati in maniera molto cruenta e non adatta sicuramente ai bambini. Non è stato risparmiato nulla, neppure il Colossal Titanic, che è stato, come dire, preso di mira dal doppiatore proprio per essere reinterpretato e doppiato in modo assolutamente volgare, così come anche la regina dell'Auditel Barbara D'Urso, che è stata doppiata anch'essa in modo molto irriverente e che sicuramente non le avrà fatto piacere. E dunque, tocchi, un giacchettin de lana de crava. Lei aveva un giacchettin de lana de pegua. Nulla è sfuggito alle voci di Guido Gargioni, perfino delle liti per strada prese e doppiate da lui. Andiamo subito a sentire quello che pensa invece il pubblico. Lei conosce il doppiatore ligure Guido Gargioni? Ma certo che lo conosco, Guido Gargioni lì è quello là che fa i doppiaggi liguri. Io guarda, vivo in Liguria da 15 anni praticamente, infatti ho già perso il mio accento veneto. E comunque io vorrei solo dire una roba a chi dice che Guido è volgare, vorrei dire che comunque non hanno mai visto allora un veneto, non sono mai stati insomma vicino a Verona, da me, dalle mie parti, che siamo imbarazzanti che in confronto Guido Gargioni sembra un membro della Chiesa. Buongiorno signora, lei conosce Guido Gargioni? Ma Guido Gargioni chi è? Quello, il fornitore, quello dei gelati? È il doppiatore ligure contestato per le volgarità. Ah, ma sì, quello che fa quei video stupidi. Beh, ma è di un volgare? Sì, sinceramente proprio sì. Secondo me è proprio volgare, perché guardi, ce lo dico veramente, è volgare come una giastema dentro una gegia. Io ve lo devo dire. Cioè, ma vi pare che una persona lì debba sempre mettere delle volgarità oscene dentro ai video che fa? Ma guardi che è veramente una cosa assurda, Belin. Ma io sono contento di questa cosa bella, perché comunque almeno c'è qualcuno che parla ligure, anche se è diverso da quello che parliamo qua a Spezia, capito? L'altra sera ero lì che facevo un'ape con i miei amici e gli ho detto: Belin, intanto buon ape, e poi intanto arrive perché me ne sto andando, perché sto andando a vedere i video di quel ragazzo lì che veramente è proprio bravo, Nani. È diverso l'accento che abbiamo, perché noi qua non abbiamo di accento, da Brugnato in là insomma c'hanno un altro accento molto più forte, in Ligure noi non ce l'abbiamo perché siamo più vicini alla Toscana. Buongiorno, noi sappiamo che lei conosce Guido Gargioni da parecchi anni. Ma guardi, io le posso dire che Guido Gargioni ho avuto a che fare con lui già da quando sono piccola. Purtroppo a scuola, insomma, eravamo negli stessi istituti. Una persona assolutamente fuori luogo, dimostra veramente la sua volgarità di paese, di provincia e di essere una persona insignificante. Quindi anche questi video io sinceramente non li ho mai guardati, posso soltanto immaginare le volgarità e le oscenità.
Bene, grazie Oshi, tu naturalmente tienici aggiornati se dovessero esserci delle novità, se insomma Guido Gargioni dovesse dichiarare qualche cosa, dovesse rilasciare qualche intervista. Noi per adesso ci fermiamo qui per qualche istante e vi lasciamo con i programmi della rete. Grazie, arrivederci.